L'Arizona. Un enigma del deserto. Un territorio plasmato da millenni di erosione. Questa è la storia di una terra selvaggia, modellata dal sole cocente e da diluvi improvvisi. Dove il fiume Colorado ha scavato il Grand Canyon e i cactus secolari si ergono come guardiani di questo territorio. Lontano dalle rotte turistiche, un'Arizona selvaggia continua il suo racconto. Le montagne rosse di Sedona, per esempio, che cambiano colore con il passare delle ore. Antelope Canyon, dove la luce danza tra pareti di arenaria. Il deserto di Sonora, dove giganteschi cactus saguaro crescono lentamente per secoli. Benvenuti in questo viaggio attraverso i luoghi più impressionanti e gli angoli segreti dell'Arizona. Una terra che era qui molto prima di noi e che rimarrà molto dopo il nostro passaggio. Monument Valley. Nel cuore del deserto Navajo, Monument Valley si erge come un palcoscenico primordiale di giganti di arenaria rossa. I rilievi e i pinnacoli solitari, scolpiti da milioni di anni di erosione paziente, si stagliano contro cieli impossibilmente blu. Questo non è solo un paesaggio, anzi, è il cuore sacro della nazione Navajo. Ed ogni pietra racconta una leggenda, ogni ombra sussurra dei segreti. I pinnacoli scolpiti da miliardi di gocce di pioggia e raffiche di vento creano uno skyline più suggestivo di qualsiasi metropoli moderna. Anche Hollywood l'ha scoperta e amata, trasformandola nell'emblema stesso del selvaggio West. John Ford vi trovò la sua musa, immortalandola in capolavori che hanno definito un intero genere cinematografico. All'alba o al tramonto, quando la luce incendia le pareti verticali e le ombre si allungano come pensieri, Monument Valley rivela la sua vera natura. Non è solo un luogo da vedere, ma un'esperienza che ridefinisce il concetto stesso di meraviglia. Sedona. Questa città emerge dal deserto, con un paesaggio incredibilmente raro. Le rocce rosse si ergono dalla terra arida, formando sagome uniche contro l'intenso cielo blu. All'alba e al tramonto, il sole trasforma queste formazioni in fiamme di pietra, uno spettacolo che continua ad attirare turisti e cercatori spirituali da ogni parte.
Secondo alcuni, tra i canyon si nascondono quelli che molti chiamano vortici energetici, punti che richiamano persone in cerca di guarigione o connessione spirituale. Inoltre, la zona offre numerosi sentieri per esplorare questi paesaggi primordiali a piedi, mentre nel centro cittadino, invece, si trova un mix di gallerie d'arte e boutique raffinate. Sedona rappresenta l'incontro tra il vecchio West americano e il mondo contemporaneo. Qui la natura si manifesta nella sua forma più drammatica, mentre i visitatori trovano uno spazio per respirare, riflettere e ritrovare il proprio equilibrio. The Wave e le Vermilion Cliffs. Situata tra Arizona e Utah, The Wave è una formazione geologica senza eguali. I suoi strati di arenaria, modellati da vento e precipitazioni, creano l'illusione di onde immobili sulla superficie rocciosa. Questi strati di pietra, che si tingono di tonalità rosse, gialle e arancioni, generano uno scenario ipnotico che sembra appartenere a una realtà alternativa, e l'effetto visivo cattura immediatamente lo sguardo dei visitatori. Per salvaguardare l'ambiente naturale di questa zona fragile, però, le autorità hanno implementato severe restrizioni sugli accessi attraverso un sistema di autorizzazioni limitate ogni giorno. Tuttavia, per i fortunati che riescono ad assicurarsi uno dei pochi permessi disponibili, il panorama che si presenta dopo il cammino compensa ampiamente lo sforzo del tragitto. Questa formazione geologica, inoltre, fa parte del più ampio monumento nazionale delle Vermilion Cliffs. Queste maestose scogliere, che prendono il nome dal loro caratteristico colore vermiglio, si estendono per chilometri con le loro pareti verticali che raggiungono fino a 900 metri di altezza e mostrano strati sedimentari che raccontano milioni di anni di storia geologica. La loro straordinaria gamma cromatica, che va dal rosso intenso all'arancione dorato, crea un paesaggio spettacolare che completa perfettamente l'unicità di The Wave. Grand Canyon. Vi siete mai chiesti cosa significa sentirsi infinitamente piccoli e straordinariamente vivi allo stesso tempo? Ecco, allora dovete visitare il Grand Canyon. Un abisso vertiginoso di 446 chilometri, che taglia l'Arizona come una ferita nella crosta terrestre, profondo fino a 1,6 km e largo 29 km. Strato dopo strato, il Colorado River ha pazientemente scolpito il terreno per 2 miliardi di anni, rivelando pagine di roccia colorata che raccontano la storia del nostro pianeta. Il South Rim, accessibile e popolare, offre panorami spettacolari da punti come Mather Point e Yavapai Observation Station, dove visitatori da tutto il mondo condividono un'esperienza collettiva di meraviglia. A soli 346 km di strada dal South Rim o 33 km in linea d'aria, il North Rim del Grand Canyon è un mondo a parte.
Elevato di 300 metri rispetto al suo fratello meridionale, questo balcone naturale si nasconde tra maestosi pini ponderosa, offrendo una prospettiva completamente diversa dell'abisso. Qui regna un silenzio quasi sacro. Difatti, mentre il South Rim brulica di visitatori, il versante nord accoglie appena 1/10 dei turisti, creando un'esperienza più intima con il canyon. L'aria è più fresca, il ritmo più lento, la connessione con la natura più profonda. Tra questi due mondi scorre il potente Colorado, un nastro d'acqua che sembra minuscolo dall'alto, ma possiede la forza di modellare continenti. Il Grand Canyon quindi non è solo vastità, ma una testimonianza del tempo stesso. Ogni visitatore qui sente qualcosa di primordiale risvegliarsi, ed è quasi la realizzazione che alcuni luoghi non possono essere semplicemente visti, ma devono essere vissuti con ogni senso per comprendere la sublime maestosità della Terra. Horseshoe Bend. A soli 7 chilometri dalla città di Page, il fiume Colorado compie una delle sue più spettacolari acrobazie naturali. Viene chiamata Horseshoe Bend ed è un'ansa perfetta a forma di ferro di cavallo, scavata nella roccia arenaria, dove il fiume scorre 300 metri sotto un precipizio vertiginoso. Se raggiungete il bordo dopo una breve camminata, il fiato vi mancherà improvvisamente. Non c'è ringhiera a trattenervi, siete solo voi, sospesi tra cielo e terra, mentre il vortice d'acqua sotto disegna una curva perfetta di 270 gradi. La luce del sole rimbalza sulle pareti di roccia, creando un caleidoscopio naturale che cambia continuamente durante il giorno. Nelle acque che vi scorrono sotto, inoltre, si può leggere la pazienza della natura, un promemoria che la bellezza più straordinaria richiede tempo, forza costante e la capacità di adattarsi al percorso, anche quando significa cambiare completamente direzione. Antelope Canyon. Un taglio nella roccia rossa dell'Arizona che nasconde un segreto. L'Antelope Canyon è uno stretto corridoio scavato dall'acqua nella pietra arenaria. La luce del sole si infiltra dall'alto, creando fasci che sembrano raggi laser. Le pareti lisce e ondulate raccontano la storia di antichi fiumi che per milioni di anni hanno modellato la roccia stessa. I colori cambiano ad ogni ora del giorno, dall'arancione al rosso al viola, mentre durante i temporali estivi l'acqua ancora oggi attraversa il canyon come un fiume sotterraneo. In questo luogo, la natura ha creato un'opera d'arte nascosta nel deserto, accessibile solo attraverso strette scalette e passaggi tortuosi.
Canyon de Celli. In questo anfiteatro di arenaria rossa, le vite di 23 generazioni umane risuonano ancora. Il Canyon de Celli, infatti, custodisce uno dei più lunghi record di occupazione umana continua in Nord America. Le pareti verticali del canyon, che si innalzano per oltre 300 metri, racchiudono un mondo unico, con antiche abitazioni che si aggrappano alle falesie, pitture rupestri, frutteti e campi, che continuano a sostenere famiglie Navajo come hanno fatto per secoli. Spider Rock, un monolite solitario alto 250 metri, domina l'orizzonte come un antico guardiano e, nella tradizione Navajo, è la dimora della donna ragno, cioè la dea che insegnò al popolo l'arte della tessitura. A differenza di altri parchi nazionali, questo luogo è una comunità vivente e sull'arido fondo del canyon, dove l'acqua stagionale trasforma periodicamente il paesaggio, il passato e il presente, esistono in un continuo fluire come il canyon stesso. Grand Falls. Immagina di trovare un fiume color cioccolato nel bel mezzo del deserto. Questo è Grand Falls, uno dei segreti meglio custoditi dell'Arizona. Più alte delle celebri cascate del Niagara, questi strapiombi a gradini lanciano le acque fangose del Little Colorado River in una caduta di 56 metri, creando un boato che sembra impossibile in un paesaggio così arido. Il contenuto di sedimenti regala all'acqua quella caratteristica tonalità cioccolato che contrasta drammaticamente con i toni neutri del deserto circostante. Il fenomeno è tanto spettacolare quanto effimero. Grand Falls esiste solo quando le piogge stagionali o lo scioglimento delle nevi del Monte Baldy alimentano il fiume, trasformando un letto asciutto in un'esplosione di potenza idraulica. Gli altri giorni, invece, vi è soltanto un canyon vuoto e desolato. Jerome. Aggrappata precariamente al fianco di Cleopatra Hill a 1500 metri d'altitudine, Jerome sfida tanto la gravità quanto il tempo stesso. Questa città, che un tempo ospitava la miniera di rame più produttiva d'Arizona, ora accoglie anime creative, dove un tempo vivevano minatori. L'aria vibra qui, non solo per i fantasmi del passato minerario, che hanno valso a Jerome la reputazione di città più infestata d'America, ma per l'energia degli artisti che hanno rivitalizzato le sue strade tortuose. Edifici centenari si inclinano pericolosamente sul pendio, testimoni di una città che si è letteralmente spostata con il passare del tempo a causa di frane e cedimenti che hanno fatto scivolare strutture intere dalla loro posizione originale.
Un tempo era definita anche come città più malvagia dell'Ovest, con i suoi saloon e bordelli, mentre oggi è diventata una comunità artistica vibrante, reinventandosi senza mai dimenticare le proprie origini. Bisbee. Nel cuore del Tombstone Canyon, raggiungibile dopo una discesa di 80 gradini, vi è una gemma incastonata nelle montagne. Stiamo parlando proprio di Bisbee, dove strati di storia si sovrappongono, come le vene minerali che un tempo resero ricca questa città. Strade curve si arrampicano su pendii ripidi, fiancheggiate da case vittoriane dai colori vivaci e negozi eclettici in edifici antichi. Qui la transizione da campo minerario a paradiso artistico è avvenuta con una grazia sorprendente. Ed oggi nei caffè localizzati in antichi bordelli ed ex saloon, artisti e sognatori hanno costruito una comunità che celebra la bellezza nell'imperfezione. Vi è ancora la miniera Lavender Pit, che è un enorme cratere aperto che taglia il paesaggio come una ferita e testimonia il passato industriale. Williams. Il fischio di un treno squarcia l'aria, trasportandovi indietro nel tempo. Benvenuti a Williams, l'ultima roccaforte della leggendaria Route 66. Difatti, mentre tutte le altre città si erano già arrese alle nuove superstrade, questa tenace comunità resistette fino al 1984, quando finalmente anche qui l'Interstate 40 deviò il traffico fuori dal centro storico. Con le sue insegne al neon vintage e i negozi di souvenir che fiancheggiano la strada principale, Williams offre un portale verso l'America degli anni 50. Ma questa non è solo nostalgia inscenata, è l'autentica essenza di una città che ha trovato il modo di prosperare, aggrappandosi alle proprie radici. Williams solitamente accoglie avventurieri diretti a nord verso il Grand Canyon, offrendo loro un assaggio della magia ferroviaria del Grand Canyon Railway. I treni storici partono ogni mattina dalla stazione restaurata, accompagnati da cowboy che inscenano rapine, proprio come nei tempi che furono. Flagstaff. Respirare a Flagstaff significa riempire i polmoni con aria più sottile e più pulita.
A 2100 metri d'altitudine, questa città alpina sfida ogni stereotipo dell'Arizona desertica, con le sue foreste di pini ponderosa e l'orizzonte dominato dal profilo vulcanico dei San Francisco Peaks. Quando il sole tramonta, un'altra dimensione di Flagstaff emerge, ponendo il cielo al centro di tutto. Infatti questa città fu riconosciuta nel 2001 come prima International Dark Sky City al mondo ed offre cieli notturni così eccezionalmente limpidi che qui fu scoperto Plutone nel 1930. Il centro storico, con i suoi edifici in mattoni rossi allineati lungo la storica Route 66, pulsa di energia giovanile grazie alla Northern Arizona University, mentre nei pub locali gli escursionisti condividono storie con astronomi e studenti. Questa comunità, incastonata tra montagne e praterie, rappresenta un crocevia di culture che si fondono per creare una città tanto progressista quanto rispettosa della storia che l'ha forgiata. Tombstone. Raramente un nome racconta una storia con tanta precisione. Quando il prospettore d'oro Ed Schieffelin partì alla ricerca di minerali in territorio Apache, gli fu detto che avrebbe trovato solo la sua pietra tombale. Invece scoprì uno dei più ricchi filoni d'argento della storia americana e con audace e ironia chiamò la sua rivendicazione mineraria Tombstone. Dalla polvere del deserto sorse una città di 15.000 anime, dove i profitti giornalieri superavano i $70.000 e le strade brulicavano di cercatori di fortuna, giocatori d'azzardo e fuorilegge. Qui, nel 1981, una faida personale sfociò nel leggendario scontro all'O.K. Corral, con 30 secondi di spari che hanno definito per sempre l'immagine del selvaggio West. La febbre dell'argento si esaurì rapidamente quando le miniere si allagarono nel 1886, ma Tombstone si rifiutò di morire. La città sopravvive oggi come un portale temporale perfettamente conservato, dove strade polverose, insegne di saloon e diligenze ricreano un'epoca in cui la legge e l'illegalità condividevano lo stesso whisky. Foresta del Coconino. Verde. Non è il colore che si associa all'Arizona, eppure la Foresta del Coconino sfida ogni pregiudizio con la più grande foresta di pini ponderosa del mondo. Un oceano di alberi che si estende a perdita d'occhio su 1,8 milioni di acri. Ma questo è solo l'inizio. Il Coconino, infatti, è un mosaico di ecosistemi impossibilmente diversi. Le acque cristalline di Oak Creek Canyon tagliano una gola verde, dove nuotatori cercano sollievo dal caldo estivo.
Poco distante, l'antico popolo Sinagua ha lasciato abitazioni rupestri perfettamente conservate, silenziose testimonianze di una civiltà scomparsa. Infine, nella stagione giusta, fenomeni unici prendono vita, come cascate temporanee, canyon infuocati e nevi invernali che creano un contrasto sbalorditivo con la roccia rossa sottostante. Questo quindi è un luogo dove l'impossibile diventa quotidiano. Painted Desert e foresta pietrificata. Un quadro dipinto da un artista cosmico attraverso milioni di anni. Come altro possiamo descrivere il Painted Desert? Strati di roccia multicolore si estendono all'orizzonte in bande di color lavanda, grigio, rosso e arancione. Un vero e proprio arcobaleno fossilizzato, nato da ceneri vulcaniche che il tempo ha trasformato in argilla. E al centro di questa tela gigante ecco un paradosso: una foresta pietrificata, dove alberi di 225 milioni di anni fa sono stati trasformati in gemme. Tronchi massicci di quarzo e agata brillano sotto il sole, frammenti cristallizzati di un mondo giurassico. Antiche comunità chiamavano questi tronchi pietrificati le ossa dei giganti, ma rimane solo una spiegazione mitologica per un fenomeno incredibilmente reale. Percorrendo i sentieri tra questi due mondi interconnessi, ogni passo diventa un viaggio nel tempo e la distinzione tra arte e geologia svanisce completamente. Deserto di Sonora. Tremila varietà di piante, 550 specie di vertebrati, 2000 tipi di api. Benvenuti nel deserto più vivo del pianeta. Il Sonora sfida ogni concetto di terra desolata. Difatti, nel cuore dell'estate, quando la temperatura dell'aria trema verso i 45 gradi Celsius, la vita non solo persiste, ma prospera in forme tanto bizzarre quanto ingegnose. Il saguaro, guardiano del deserto, si erge maestoso con braccia protese verso il cielo, raccogliendo umidità e creando microecosistemi per decine di specie. Di notte, il deserto rivela la sua vera natura, con gufi e pipistrelli che solcano il cielo stellato, mentre volpi del deserto e serpenti a sonagli emergono dalle tane. La temperatura crolla drammaticamente, regalando ore preziose alle creature che hanno imparato a evitare il calore bruciante del giorno. La magia suprema, però, arriva con le rare piogge, quando il deserto esplode in un mix di fiori multicolori.
una vera e propria esplosione che trasforma temporaneamente le distese aride in prati vibranti, ricordandoci che anche nell'ambiente più estremo la vita attende pazientemente il suo momento. Superstition Mountains. Si chiamano Superstition non per caso. Queste montagne dai profili seghettati, che si ergono bruscamente dalla pianura desertica a est di Phoenix, sembrano progettate per alimentare leggende. E ne hanno generate molte, tra cui quella su di un filone d'oro nascosto, che ha attirato cercatori di tesori per oltre un secolo. I sentieri tortuosi che attraversano questo massiccio vulcanico sono disseminati di indizi ambigui e falsi segnali, alimentando ulteriormente il mistero. Per gli Apache, queste montagne erano sacre, dimora di entità soprannaturali. Il deserto qui assume forme grottesche e bellissime, con pinnacoli di roccia che si ergono come dita contorte, canyon nascosti che racchiudono pozze d'acqua segrete e pendii con fiori selvatici durante la primavera. Rifugio per la fauna selvatica di Kofa. Avete mai guardato un'intera montagna diventare rossa nel giro di qualche secondo? Accade ogni sera nel rifugio per la fauna selvatica di Kofa, quando il sole tramonta dietro le creste frastagliate delle montagne Castle Dome e l'intero paesaggio si infuoca. Esteso su 665.000 acri di deserto incontaminato, questo santuario prende il nome dalla King of Arizona Mine, una volta ricca di oro. Oggi però i veri tesori sono biologici. Difatti è qui che sopravvive l'ultima popolazione naturale di pecore bighorn dell'Arizona del Sud. Inoltre, nelle profondità dei canyon, le rare palme di California formano oasi verdi, che sembrano miraggi nel paesaggio arido. Queste palme native, visibili solo dopo impegnativi trekking, rappresentano connessioni viventi con un clima ormai scomparso. Ed è proprio l'isolamento di Kofa che ne amplifica il suo fascino. Lago Powell. Un lago creato dall'uomo che sembra più alieno di qualsiasi altro ambiente naturale.
Le acque di Lake Powell scorrono per 300 km attraverso canyon di arenaria rossa, creando un labirinto acquatico di 96 canyon, dove le barche sostituiscono i fuoristrada come mezzo di esplorazione. Nato nel 1963, quando la controversa Glen Canyon Dam bloccò il Colorado River, Lake Powell è tanto un monumento all'ingegno umano quanto una ferita nel paesaggio. Difatti, mentre le barche passano accanto alle pareti verticali, alte centinaia di metri, è impossibile non riflettere su ciò che giace sotto. Un ecosistema di canyon sommerso, con migliaia di siti archeologici nativi americani ora sott'acqua. Le fluttuazioni del livello del lago, inoltre, rivelano periodicamente l'anello di battigia, cioè una striscia bianca di minerali depositati, che segna la differenza tra i giorni di abbondanza d'acqua e l'attuale realtà della siccità prolungata. Valle del Salt River. Arteria liquida vitale in un paesaggio assetato, la Salt River Valley rappresenta l'improbabile culla della civiltà moderna in Arizona. Guardata dall'alto è un nastro verde di vita che taglia attraverso il deserto come una vena. Fu qui che gli antichi Hohokam costruirono oltre 500 miglia di canali di irrigazione, ingegnosamente progettati per sfruttare le acque capricciose del fiume, creando un'oasi agricola che sostenne migliaia di persone per quasi 1500 anni. Oggi, quella stessa visione di controllare l'acqua ha permesso a metropoli come Phoenix di fiorire, in un ambiente che altrimenti sarebbe proibitivo. Dighe, laghi artificiali e canali moderni hanno trasformato ulteriormente questo bacino fluviale, ma il fiume mantiene il suo spirito selvaggio. Nelle zone meno sviluppate, invece, branchi di cavalli selvaggi vagano ancora liberamente, mentre aquile calve nidificano tra i pioppi. Lake Havasu City. E se trasportassimo un intero ponte da Londra e lo ricostruissimo nel deserto dell'Arizona? Questa domanda apparentemente assurda è diventata realtà a Lake Havasu City, dove il London Bridge originale del 1831 ora attraversa un canale artificiale, dopo essere stato acquistato, smontato e ricostruito pietra per pietra negli anni 60. Questa audace follia architettonica incarna perfettamente lo spirito di Lake Havasu, cioè un luogo dove l'improbabile diventa quotidiano. Le acque di questo lago artificiale, create dalla Parker Dam nel 1938, formano un paradiso acquatico di 72 km², che contrasta drammaticamente con le montagne desertiche circostanti.
Inoltre, durante le vacanze di primavera, la tranquillità si trasforma in energia frenetica, con migliaia di studenti universitari che invadono le rive del lago e trasformano la città. Lago Watson. Massi di granito impilati precaricamente l'uno sull'altro, noti come Granite Dells, emergono dall'acqua come sculture surrealiste di un artista cosmico. Creato nel 1915, questo lago artificiale ha trasformato un paesaggio antico in qualcosa di completamente nuovo. Le rocce levigate, vecchie di 1,4 miliardi di anni, creano un labirinto di canali e insenature nascoste, perfette per l'esplorazione in kayak. Il riflesso delle rocce sull'acqua calma crea anche illusioni ottiche ipnotiche, raddoppiando visivamente le stranezze geologiche e sfidando il senso dell'orientamento. È come navigare attraverso un dipinto di Salvador Dalì, ma fatto diventare realtà. Mentre il sole tramonta, infine, le rocce si colorano di rosso ardente contro l'acqua blu profondo, e questo contrasto attira fotografi da tutto il mondo. Diga di Hoover. Immaginate di costruire un muro di cemento alto come un edificio di 60 piani e abbastanza spesso da contenere la forza di un intero fiume. 5.000 uomini hanno realizzato questa visione apparentemente impossibile, creando l'apice dell'ambizione ingegneristica americana. Una barriera colossale che domò il selvaggio Colorado River, trasformando il deserto del sud-ovest in un'oasi abitabile. I numeri sono vertiginosi, con 6,6 milioni di tonnellate di cemento, 17 generatori che producono 4 miliardi di kilowattora all'anno, ed un lago artificiale con più acqua di quanto il fiume trasporta in 2 anni interi. Mentre si cammina sulla sua cresta, si realizza facilmente che questa non è solo un'opera di ingegneria, ma una dichiarazione di volontà umana che ha ridisegnato irrevocabilmente un intero ecosistema, nel bene e nel male. Phoenix. Dal fuoco nasce la vita e nessuna città incarna questo concetto meglio di Phoenix. Scolpita nel cuore del deserto di Sonora,
Questa metropoli in continua espansione sorge letteralmente dalle ceneri di un'antica civiltà Hohokam, che costruì canali di irrigazione che la moderna Phoenix ha riutilizzato. Riuscite a percepire il calore che sale dall'asfalto mentre il termometro supera i 40 gradi Celsius? In questa fornace urbana la vita si adatta. Ci sono fontane nebulizzanti, piscine scintillanti e interi quartieri progettati per massimizzare l'ombra. Mentre le città del nord si ritirano sotto il peso della neve, Phoenix sboccia in un paradiso invernale, dove golfisti e escursionisti convergono per godere del sole perpetuo. Camelback Mountain si erge nel cuore della città come un totem naturale, mentre South Mountain Park, che è il più grande parco municipale d'America, offre incredibili panorami urbani incorniciati dal deserto selvaggio. Questo contrasto è l'essenza stessa di Phoenix. Come la mitologica Fenice, questa città continua a rinascere e reinventarsi. Tucson. Più vecchia, più lenta e decisamente più eccentrica della sua sorella settentrionale Phoenix, Tucson pulsa con un ritmo distintamente diverso. Questa città, incastonata in una valle desertica e circondata da 5 catene montuose, è un crogiolo culturale, dove l'influenza messicana è il tessuto stesso della vita quotidiana. Qui ci sono le case adobe dai colori vivaci, dove l'architettura tradizionale si fonde con murales contemporanei, mentre nei ristoranti locali il profumo di tortillas fatte a mano e chiles verdi arrostiti stravolge l'identità gastronomica nazionale. Inoltre, il clima mite che caratterizza gran parte dell'anno trasforma le piazze e i patios in vivaci salotti urbani, dove residenti e visitatori si mescolano sotto cieli stellati di una limpidezza sorprendente. All'orizzonte, infine, il Saguaro National Park protegge le foreste di cactus giganti, ricordando che in questo luogo il deserto non è mai stato domato, ma solo rispettato. Scottsdale. Gli opposti convivono a Scottsdale e stiamo parlando dei cowboy autentici con i milionari in Ferrari, oppure delle gallerie d'arte d'avanguardia con i saloon tradizionali, o ancora dei cactus selvaggi con i campi da golf impeccabili. In questa comunità, curata con precisione chirurgica ai margini orientali di Phoenix, l'Ovest selvaggio e l'ultralusso moderno si intrecciano in un'improbabile simbiosi.
L'Old Town mantiene l'estetica western con edifici in stile territoriale, ma ospita boutique di alta moda e ristoranti stellati. Pochi isolati più in là, il distretto artistico presenta una delle più alte concentrazioni di gallerie d'arte pro capite degli Stati Uniti, mentre il modernissimo Scottsdale Waterfront crea un'oasi urbana nel deserto. Le McDowell Mountains, inoltre, formano uno sfondo drammatico per resort di lusso, dove piscine a sfioro sembrano fondersi con l'orizzonte desertico. Scottsdale è quindi luogo dove il raffinato e il rustico non solo coesistono, ma si esaltano reciprocamente. Prescott. Una piazza cittadina, è rimasta il cuore pulsante di una comunità per oltre 150 anni. A Prescott, la storica Courthouse Plaza, ombreggiata da olmi secolari, continua a riunire la gente, proprio come faceva quando i cowboy legavano i loro cavalli alle recinzioni circostanti. Fondata nel 1864 come prima capitale territoriale dell'Arizona, Prescott conserva l'anima di una città di frontiera occidentale, con oltre 800 edifici definiti come luoghi storici. Lungo Whiskey Row, i saloon in legno hanno sopravvissuto persino a un devastante incendio nel 1900. Difatti, si dice che durante il rogo i bevitori semplicemente trasportarono il bancone del Palace Saloon dall'altra parte della strada e continuarono a bere. Inoltre, adagiata a 1600 metri di altitudine, la città gode di un clima che contraddice gli stereotipi dell'Arizona, con 4 stagioni distinte, comprese nevicate invernali, che trasformano questa città in una cartolina natalizia. Nelle vicinanze ci sono anche laghi di montagna e foreste di pini ponderosa, che offrono una fuga naturale a soli pochi minuti dal centro storico. «50.000 anni fa, un asteroide metallico largo 50 metri e che viaggiava a 42.000 km/h perforò l'atmosfera terrestre e si schiantò con una forza superiore a 20 milioni di tonnellate di TNT. Il risultato? Una cicatrice perfettamente circolare nel deserto, profonda 170 metri e larga 1,2 km, così ben conservata che sembra essersi formata ieri, non in un'epoca in cui i mammut vagavano ancora per la Terra. Questo è il cratere di Barringer. Un cratere d'impatto con una precisione quasi matematica, il meglio conservato del pianeta, il che lo rende quasi innaturale nella sua geometria. Fu qui che gli astronauti dell'Apollo si addestrarono prima di camminare sulla Luna, trovando un paesaggio tanto alieno quanto quello che li attendeva nello spazio. Oggi, affacciandovi sul bordo, la vertigine non deriva solo dalle dimensioni del cratere, ma dalla comprensione improvvisa della vulnerabilità del nostro pianeta.
dato che in un istante un intero pezzo di deserto è stato rimodellato per sempre. Walnut Canyon. Se le pareti potessero parlare, quelle di Walnut Canyon racconterebbero storie di ingegnosità umana di fronte a un ambiente difficile. Incastonate nelle fessure naturali di questo canyon a spirale, le antiche abitazioni rupestri degli Anasazi, che sono antenati dei moderni indigeni Hopi, sembrano crescere organicamente dalla roccia stessa. Questi spazi vitali, posizionati strategicamente per massimizzare il sole invernale e l'ombra estiva, testimoniano una profonda comprensione dell'architettura sostenibile, secoli prima che il termine venisse coniato. Mentre camminate tra queste dimore silenziose, immaginate la vita quotidiana dell'epoca: bambini che giocano sui bordi del canyon, donne che macinano mais, uomini che tornano dalla caccia. Semplici vite ordinarie, ma vissute in un ambiente straordinario. Oggi, i pini ponderosa svettano dove un tempo cresceva il mais, e il silenzio è rotto solo dal vento che attraversa il canyon, portando echi di un tempo dimenticato. Chiricahua. Nel sud-est dell'Arizona, una foresta pietrificata è sorta in piedi. Le Chiricahua emergono dal deserto come un'allucinazione geologica, con migliaia di pinnacoli, torri e formazioni rocciose bizzarre che si ergono contro il cielo. Ciò che rende unico questo paesaggio è la sua genesi violenta. Una singola eruzione vulcanica catastrofica, 27 milioni di anni fa, depositò ceneri che si compattarono in tufo. Poi, con infinita pazienza, l'acqua e il vento hanno scolpito questo materiale poroso in un labirinto verticale di proporzioni impossibili. Per il popolo Apache, queste montagne erano territorio sacro e fortezza naturale. Addirittura il leggendario leader Apache Cochise trovò rifugio tra questi corridoi di pietra, conducendo una delle più lunghe resistenze contro l'esercito americano nella storia indigena. Questa quindi è l'Arizona. Un caleidoscopio di meraviglie naturali che sfidano l'immaginazione. E se volete esplorare altri fantastici luoghi in America e nel mondo, scegliete dalla nostra playlist che trovate qui a destra.